Questa mattina, sabato 29 gennaio 2011, il sindaco di Montagnana ha convocato tutta la stampa per dare delle importanti comunicazioni in merito a quanto si è detto in questi giorni nella stampa locale riguardo la chiusura di importanti istituti scolastici del nostro territorio del montagnanese. Le notizie che sono apparse sulla stampa in questi giorni ci avevano un po' preoccupato. Io ero preoccupato da 15 giorni fa, quando la Regione ha approvato la delibera sui nuovi dimensionamenti scolastici in cui venivano tagliati indirizzi fondamentali per il nostro territorio. Grazie a un lavoro veramente notevole con la provincia, l'assessore Patron e la presidente Degani, grazie alla sensibilità dimostrata anche dalla dottoressa Bigardi dell'Istituto Provinciale Scolastico e grazie anche alla disponibilità dell'assessore Donazzan, siamo riusciti a far capire alla Regione che questa è una necessità del nostro territorio, non è certamente una richiesta a livello campanilistico o di altro genere, ma è una necessità del nostro territorio di poter conservare l'ITI, cioè l'indirizzo meccanico, e di poter conservare l'agraria, vista la vocazione del nostro territorio. Sicuramente il calo demografico colpisce tutti, sicuramente in applicazione anche quello che è la riforma Gelmini, che alla fine non dice altro che chiudiamo le scuole o gli indirizzi che non hanno i numeri per essere sostenuti, quindi perché le programmazioni non vengono da noi subite, secondo me dovremmo fare sinergia comune, fronte comune con tutte le amministrazioni, con tutto il territorio, per proporre agli organi superiori delle programmazioni che prevedano un dimensionamento scolastico sostenibile con i numeri. Faccio un esempio, certe volte ci troviamo con due scuole in due paesi contermini che hanno X alunni ognuna e non sono sufficienti per mantenere il plesso scolastico in piedi. Bene, se le uniamo, uno lo manteniamo in piedi. È il frutto di un grande lavoro di squadra che è stato fatto con l'amministrazione, con i protagonisti di questa vicenda, ma adesso al territorio chiediamo uno scatto in più, chiediamo che venga riconosciuto questo lavoro, che i ragazzi si iscrivano alle nostre scuole perché sono scuole di qualità, di alta formazione, di partecipazione. È importante, è essenziale che venga riconosciuto questo lavoro e che venga data giustamente con l'iscrizione l'importanza alle scuole del territorio. Quindi in definitiva dobbiamo ricordarci tutti quanti, prima di fare delle scelte di iscrizione scolastica, soprattutto anche di guardare i siti internet dei nostri istituti scolastici che ci sono nel territorio.